Ciao Sabrina. Ciao, Cosa c'è messo qua questi dentro? sono dei fichi conditi con gocce di cioccolato, granella di noccioline, di mandorla, un po' di marmellata di arancia e anche un po' di cannella, giusto un po' così può essere gradito a tutti. Bene, e quindi questo già è pronto? Questo è già pronto da mettere nei dolcetti, appunto tipici nostri di fichi. Grazie. Prego, basta mettere lo strutto nella farina, sbriciolando, mettere lo zucchero, la vanillina e l'ammoniaca e poi man mano andare ad aggiungere appunto il latte finché viene l'impasto Deve bello riposare? compatto. Non occorre, si Ok. possono direttamente fare i dolcetti. Ecco. Certo, c'è chi li fa riposare. Devono riposare. Devono Abbiamo una riposare. discussione. Per esempio noi spesse volte li impastiamo e li facciamo direttamente, però Ho se capito. riposa l'impasto è ancora meglio a lavorarli, soprattutto a intagliarli. Questo cos'è Sabrina? Questo è strutto, Strutto. nonché grasso di maiale. È semplicemente un passato di zucca con zucchero ovviamente aromatizzato, però di base tutta zucca, Va zuccata. bene. Ciao Sabrina, grazie mille. Ciao tortellino! Oh, scura, le Le stelle. sentiamo? Ok, va bene. Cosa sapevo fare? Ciao and welcome to Tortellino time. Last few weeks we've been doing some cooking at home in England and I announced the mini series for Tortellino, Christmas series, and here we are in Sicily with my sister Mariella and my sister-in-law Giusy. We did actually some cooking last year, we did some Anelletti Siciliani at Giusy's house and Christmas again we are visiting relatives and we are cooking some typical Sicilian Christmas biscuits and we've got two types, but I will not be doing any cooking. Giusy and Mariella will be cooking together and hopefully you will enjoy. Allora, Mariella, io intanto verso tutto. Sì, dobbiamo fare l'impasto per i biscotti. Questi qua sono quelli tipici nostri siciliani con, diciamo, con il fico. Allora, mezzo chilo di farina. E questi sono due tipi di farina? Sono dei Sì. tipi di farina, la farina quella di rimacinato e la farina 00. Perfetto. Ok. Poi bisogna versare lo strutto, ok? Quindi Sì. lo metto qua e te lo Lo prepari, strutto. che va sciolto e amalgamato e lavorato insieme alla farina. You'll have noticed from the beginning of this video where I've posted a few clips where we bought the ingredients yesterday and they are mad about Christmas biscuits and they've given us all of the ingredients already weighed and everything else, so this is us putting it together to make it a little bit simpler, but in the description I'll give you the exact amount and the exact components for each ingredient. Va aggiunto anche un Tutto po' vero di quello che ha sale detto. Tutto vero quello che nell'impasto ha detto, sì. e poi l'ammoniaca va sciolta insieme al latte. Verso lo zucchero, Okay? Icing sugar's gone in, yeah? Yes. aggiungo la vaniglia che è necessario per aromatizzare l'impasto, che dà tipo anche un profumo. Sì, 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 sì. dolce anche. Sì. So they use vanilla powder, whereas we tend to vanilla, use essence, don't we? Yeah. Sì, Sto sì, sì. aggiungendo il latte perché l'impasto va amalgamato insieme al latte. Ah, bene. Translation: bit more milk. Big one, Vai. Yes. Appena comincia a essere più lavorabile lo trasferiamo sulla base. Sì, Lo giri sul Grazie. tavolo. Spectators, one is not very interested. molto Lucia interessante. is. Ciao Lucia. Trasferisco il tutto sulla base, Everything out on the che worktop. viene meglio a lavorarlo. It's basically just like a pastry. No, no. Yeah, may I put Juicy's putting her two Pennyworth in, and so is mother-in-law. They're all telling her what to do, And bless I'm her. keeping out. Apparently Mariella is the designated mixer. She's better at it, but Juicy is gonna tell her how to do it. That's how it works. Mi devi sollevare i ciuffetti Oh, look davanti. what she's found. Sì, Meglio così. sì. Ora sì. Al contrario. Meglio così. Ok. Perfetto. Al contrario. It ran the wrong way. Puoi anche accendere le luci se vuoi. Accendo io, dai. Ecco fatto. Oh, Ok? ma che bello. Mi sento già meglio. Almeno dovrebbe riposare un attimino in frigo. Mentre che facciamo l'altro impasto, questo di qua riposa in frigo. Allora, Gli mettiamo versi- la farina dentro, diamo una mescolatina così. Fai lo stesso procedimento di prima? Lo stesso, però cambiamo solo alcune... e lavoriamo la farina con lo strutto.
Now she's mixing in the lard. I'm going to translate everybody. I think it's much easier if I do it. Che devi fare? Devi aggiungere lo zucchero? Allora, sto aggiungendo lo zucchero. Now she's adding some icing sugar. Siamo le Allora, sto uova. aggiungendo la vaniglina. Poi aggiungiamo- Now she's adding, what was it, the vanilla again? Vanilla powder. Vanilla powder. Giusy, cosa c'è? Allora, questo lievito? di qua è il lievito. Ah, Questo è there's some, Questo è il lievito. I think it's baking powder, Yeah, yeah. in a sachet. I think it's slightly sweeter as well. Let's get some sweetener in it. Sto aggiungendo le uova. Now she's adding some eggs. One egg. One egg. Second Possibile. egg. Cosa? Non c'è bisogno di translazione con te. Fale bene in inglese. Oh sì. We got my mum and dad behind. Aggiungiamo They keep il talking, latte. keep talking to the video, and I'm having to keep telling them, can you please? Oggi io ne ho due. To be tre fair, uova. Lucia bless has got Due ne ho dementia, messe so she uova, forgets perché everything. questa è So. 3-4. Che dice un po' di Aspetta, latte. trasferiamoci sulla base. Vai, trasferiamoci sulla base. Sì. She's very formal. Trasferiamoci sulla base. The ingredients. Madonna mia. Ok, Giusy, grazie. Prego. Ok. That's- Guarda, piano piano ho un po' di latte. Che io Ok, lo dimmi faccio tu quanto. un pochino. Si passa da uno stato a un altro con una facilità incredibile, dalla chiacchiera al sonno. Right, it's just fallen asleep. That's what Juicy was saying. 1 minute he was chatting away, and now he's asleep. Doesn't take long. Not a, Cioè, not a bad in, idea. Questo è l'effetto film. Impressionante. non siamo molto interessanti. So we might get different C'è type of qualcun noise altro? next. Snoring one. He's asleep. She's still going strong, bless her. Diverso, questa è una This cosa. is a bit of a, it's not quite like English pastry, because our pastry we don't actually like to touch too much, so it's actually Sì, non danno kneading it secondo. a bit more like a dough. Va bene, adesso questo qua lo mettiamo a riposare in frigo. Pop it in the fridge. E riprendiamo quella di prima. Incredible. E allora, che è successo? Abbiamo diviso l'impasto in due parti e ora lo taglieremo in tanti tocchetti e poi andremo a fare delle formine rotonde. Okay, just so you didn't get that for the English speakers, they've divided it into two. She's rolling it out, and then I think they're going to cut it into small chunks. In the background, my lovely husband is washing up, bless him. He's given up trying to get involved in this. There's really no point. I get told off. Sì? Sì, diciamo puoi fare vedere come farne 2, 3 e poi continuiamo a fare gli altri. Sì, certo. Che se no alla fine topaggio fanno. Cioè, vediamo che non ci piaceva farle grosse. So it's not too technical. Mariella's rolling the balls, and Jusie's flattening them. Sì, siamo una squadra. And I'm doing the washing up. Ce le facciamo intagliare a tua Just wanted madre. to show you Io Mariella's. tagliare mia E madre? intagliare, perché si devono intagliare. Ah, Vengono- quando la metta. When I made my mince pies, I could have done this, but instead of which I rolled it out, I used my cutter, I re-rolled out my leftovers. This is so much easier. Why didn't I do this? Also, like this, you'll get them in different shapes because obviously every single piece is different. Yeah. As I mentioned at the beginning, the paste here, Julie, can you focus on the paste? Here, this is already pre-made, but I will give you the components, the ingredients that make the paste and the quantities, so you can replicate Allora as io? well. Here we No, ma go. tanto anche se esce un poco non succede niente. Apparently this is supposed to be a test. I've not told them. that Allora we io are ricordo recording, che la mamma faceva so they're a così. little bit more natural. Allora mia madre faceva così. Così. Jusie's faceva tua managed to do madre? it like this, Così, bless her. sì, così, Eh? così, così. Proprio così, Proprio così. proprio così, perché ce li preparavo io a lei questi. Ah, sì. E poi lei li intagliava con la Ho lametta. capito. Così, no? Perfetto. Allora, metto un po' della conserva di fichi sull'impasto Sì. e lo chiudo. Eh. E poi verrà lavorato. Dimmi un Per po'. dare la forma proprio tipica dei dolci questi siciliani. Sì. Non siate This is the tirchi. traditional shape. Yeah.
Tua mamma li faceva Sì, questi, sì, vero? sì, sì, questo è il suo procedimento. Questo è il suo procedimento. E quanti Sì. ne faceva tua mamma? Mia madre ne faceva tante, Ecco, almeno tante, 5 tante. kg. 5 kg. So to 5 give you some context, we are making a half a kilo. Facciamoci, So our mettiamola mom così is ci make regoliamo 10 con quello times che that dici. amount. E tua mamma poi se li mangiavano tutti No, voi, no, oppure no, mia madre li regalava. Ah, li regalava. Li Used to be regalava, presents as well. sì, perché lei era la più grande in famiglia Ah. e poi preparava per darlo anche ai fratelli. Ah, ho capito. Ho Sì. capito. Ma uno a me me lo fate fare? Sì, certo, vai, fallo tu. Per ora. Provi. I see, I've just been told off because I say, can I try one? Try and make one. Allora, faccio come faceva tua madre. Bravo. Quindi, Così Piego- chiudi i lembi. chiudo di uno. Guarda, Frangelo, lo facciamo insieme. Guarda. Così. Oh, Sì. now that means to me you've probably done it wrong to begin Così. with. I know. but there E you go. poi lo chiudi così. E poi lo chiudo così. Poi ci do una schiacciatina. Sì. E Go poi on, lo show me giro. another one, Poi Francesca. basta, lo lasci tutto così. Tutto così. Così come è venuto, guarda. Sì, sì, sì. This is how tortellino does. Which is actually how It's Julie... not too complicated, to be fair, This everybody. is how Julie's mum used to do it. Fold, fold, pinch. Ooh. Now, Julie, can you... Mariella's got a different tactic. She's not doing one at a time, she's doing them en masse. Yes, she's more productive. Now, I came from England and I brought with me some mince pie No, you Not didn't. mince pie, Mince mince meat. meat. Mince Sweet meat. mince meat, we should expect. because the flavor of the mincemeat is not too distant to the flavor of the figs that we are using here. So I'm really curious to try and make a few using some English mincemeat. Juicy is giving me a few. Quanti Che sono? ne Questo pensi? pure mio? Questo è pure tuo. Ne vorrei fare due unendo i due composti. Ah, Juicy's got a great idea. She Cioè? would like to do a hybrid where we're gonna mix them together. I like your thinking. Qua, mettilo qua. Don't put Quanto too ne much vuoi? in now. Ma mettiamoci un cucchiaio così. Tu Pietro tu. Allora io chiudo, As we mentioned, there would be different noises coming from behind. Just be grateful that's all that you're getting at the moment. Yes. Come si facevano queste cose? Ti faceva tutto così e poi ci No, alzava ma tutte le aspetta cose. per ora. Bellissimo. Quindi questo mio non ti piace come è venuto? Ma io potrei porlo via. Is it a bit like a leaf we're aiming for? Yes. Ah, ok. Ce l'hai il... No. Io sì, le stesse si aprono essendo scendente. Ok. You should remember how to do that. Ecco, si apre un pochino. Ma li faceva tutti intorciuniati, tipo Beh, poi si tutte a apriranno merletti le per facevo. forno. Non ne so fare io come faceva lei. Vuoi continuare? Te lo torni già. No, ma sai come preferisco che le fai tu questi più picciotti? Beh, non capivo. Version. No, vabbè. Aspetta, le fa lei, le fai tu magari così. Ok. Niente uova or latte Niente. sopra. No, just bare pastry and then they dip it in the hundreds and thousands. I've been given the job to score the hybrid ones, so I'm gonna do my own design. Yeah, at least then we'll know which is which. I'm not as artistic as Mariella and Giuseppe, but I think it'll be fine. Yeah, I'm you are gonna correct. Not quite so artistic. So these are the mincemeat ones. They're the mincemeat ones, yes. Allora, abbiamo preparato i panetti, li abbiamo insomma un po' Decorati. E poi abbiamo messo queste palline colorate che sono alimentari e quindi sono mangiabili. Ok. Okay, Va so in the oven, 15 minutes, 180 degrees, until they're golden and crusty color on the outside, and then we can take a look. In the meantime, we'll tidy up and we'll do the second batch. Va bene ragazzi? E Mariella, c'è un regalo per te. Dove sei? C'è un regalino per Ma te. grazie veramente di Sì, ma te lo cuore. abbiamo dato, vero? L'ho anche mangiato. So we're about to make pasticciotti now, which is another Christmas treat, and they look a little bit like mince pies, but because they got a bottom and a top. But I'm not gonna spoil it for you. We can have a look now. Vai Mariella. Ok. Tu provvedi a silenziare. Io provo a silenziare. Dividi in due. Questo è l'impasto che poco fa con tanta fatica ho preparato. Provvedi. Va. Questo forno è un po' rumoroso.
Oh, cioè, mi è stato stato. No, stiamo lavorando in questo momento. Sì, lo stesso è. Sì. E poi facciamo sopra le... Perfetto, sì. Okay, so we're doing the same as before, 2 long Non rolls. sono convinta. Okay, so we're rolling into the balls again. What are you doing, babe? Sta partendo, cioè, se freme di No dire kettle here, questa everybody. We've got to go old school. Tornate è venuta a terra, scese con l'armi, ma non fece guerra. Scese con l'armi, non volle fuggire. Maria Germina vollero morire. E vollero morire con ferro in mano, innanzi a loro Guarda che malattia del cavolo. Era giacendo, Giovani e forti e sono morti. Brava. E dimmi una cosa, mamma, da quanto tempo è che sai questa poesia? Ma le scuole elementari, Fin da quando eri piccolina? Elementare. My mum is suffering from early stages of dementia. It's amazing. Do because, un'occhiata she ai remembers biscottini. everything from when she was little, but she will forget that she just told me a little poem in 10 minutes time. It's cruel. I think you find 2 minutes time, darling. Maybe even 2 minutes. Depends really. Some things she remembers and some things, it's amazing how it works. But It's you cruel, know, but it's still nice that at least she remembers when she wasn't little girl. as we always say, actually, she's very happy. She's not unhappy at all. I mean, if you're going to have dementia, this is the one you want to have. Definitely, yes. Non le dobbiamo far rompere. Voilà. Voila. Lovely. Sì, Too ne many mettiamo cooks and all quelli. that, everyone. Ok, stiamo iniziando. I'm not one of them today. Mariella's still doing this one. Let's see her do it with the machine. Oh, she's got a different one. She's got a pretty one. So what exactly is this delicious looking green mush on the plate there that we're putting in vanno this bene. dessert? Okay, I did actually ask yesterday, and it's called zucca. Zucca is word for squash. What squash? What, like a vegetable squash? Like a vegetable squash, but it's Salvatore, treated. stiamo It's riprendendo. got some sugar, Stiamo it's riprendendo. got also some marmalade of some kind. I will find out, and in the description I'll list what it's made of. Va bene, sì. Questa cosa è per ravioli. No, questo è proprio per i dolci. And here are the ready Con l'acqua, one. però c'è pure- Queste ciliegine di che cosa sono fatte, Giusy? Sono frutti canditi. Ah, candies. Candied Cherries. green cherries. Dico, ci dai un'occhiatina ai biscotti tante Vado, volte. vado. So now she's made basically a sausage roll, but with the candied squash in. Ah, Francesco, se il forno è caldo, quelle si possono infornare. These are ready to go in the oven as well. Same as before, 180 degrees, 15 minutes until they're lovely and brown on the top. She's doing some with English mincemeat. E padre, Because che we've got buono. pastry left over. And everything is cooked and ready, and I'm going to show you the individual biscuits first. So these are the zuccotti ones, which look absolutely beautiful and lovely and golden in color. These are the fig ones, and they come up beautiful as well. And this is what Mariella experimented. I do not know when mine. Oh, here's one of mine. Look, I will taste them in a minute. But before I go any further, I'll sprinkle a little icing sugar so that they make it even prettier. And as I always say, start up high and then a very gentle touch, not a lot, so that it gives a little bit of a wintry touch. And there you go. So, time to taste now. So, Giusy, cominci tu? Sì, certo. Anzi, facciamo tutti insieme, dai. Ok. I'll test one of the hybrid ones. Squisito. Ho detto, ma Nice. Very nice. com'è quello tuo? Buonissimo. Buonissimo. The hybrid one is also lovely. You get the mixture of both the English and the Italian combined. Absolutely beautiful. I can vouch for that. I've been eating them as I've been standing Yes, here. Julie is, as always, she tasted before everybody else. If you make them or some of them, let me know. That'll be interesting to see how you get on. But also, if you need any help or any advice, by all means, send me a message. I'm very happy to help you. Arrivederci, thank you, and ciao ciao. Ciao.